Ernesto Teodoro Moneta. Un nome forse poco noto ai più, ma che racchiude in sé una vita di lotta, passione e impegno civile. Nato a Milano il 20 settembre 1833, Ernesto era il terzogenito di 13 figli. La sua famiglia, di antiche origini nobiliari, era proprietaria di una fabbrica lungo il Naviglio. Ma ciò che davvero caratterizzava la famiglia Moneta era il forte senso patriottico, trasmesso dal padre Carlo Aurelio, che partecipò all'insurrezione del 1848 contro l'Austria. Il giovane Ernesto, che all'epoca frequentava il liceo Brera, non rimase a guardare. Nel 1849, a soli 16 anni, tentò di arruolarsi nell'esercito piemontese, ma venne respinto perché considerato troppo giovane. Tuttavia, la sua strada era segnata. Presto avrebbe ripreso l'impegno patriottico e militare. Nel 1859 si arruolò nei cacciatori delle Alpi di Garibaldi, combattendo sulle montagne dello Stelvio e a Bormio. Fu un periodo di grandi battaglie, ma anche di delusioni. Dopo la sconfitta di Custoza nel 1866, Ernesto decise di lasciare la carriera militare, amareggiato dagli esiti della guerra. La sua vita però prese una nuova direzione, quella del giornalismo. Nel gennaio 1869 Moneta assunse la direzione del quotidiano milanese Il Secolo, che sotto la sua guida divenne il più diffuso giornale italiano. Il suo impegno come direttore non si limitò alla cronaca. Moneta usò Il Secolo come piattaforma per promuovere una visione politica progressista, laica e anticlericale, ma fu anche il luogo in cui iniziò a riflettere su una questione più profonda, la guerra. L'esperienza del conflitto e l'amarezza per la violenza e il sangue versato portarono Moneta a rifiutare la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Cominciò a cercare alternative e soluzioni pacifiche che potessero preservare la pace tra le nazioni. Fu tra i fondatori della Lega di Libertà, Fratellanza e Pace a Milano nel 1878 e nel 1887 dell'Unione Lombarda per la Pace e l'Arbitrato Internazionale. L'impegno pacifista di Moneta non era di natura assoluta o religiosa, egli credeva nella necessità di una guerra giusta in determinate circostanze, ma sempre come ultima risorsa. Tuttavia, il suo instancabile lavoro per la pace e l'arbitrato tra le nazioni lo portò nel 1907 a ricevere il Premio Nobel per la pace, condiviso con il giurista francese Louis Renault, un riconoscimento che lo consacrò come il padre del pacifismo italiano. La sua visione pacifista venne messa in discussione quando, nel 1912, Moneta appoggiò l'intervento italiano in Libia e successivamente l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Questa presa di posizione provocò grande sconcerto tra i suoi contemporanei, tanto che alcuni pacifisti europei chiesero il ritiro del suo Nobel. Nonostante ciò, Moneta rimase coerente con le sue idee di patriottismo e pacifismo, cercando sempre un equilibrio tra amore per la patria e il desiderio di pace. Morì nel 1918 all'età di 84 anni, dopo una vita spesa al servizio di una visione di un mondo migliore, più giusto e pacifico. Oggi il suo nome e il suo esempio ci ricordano l'importanza di lottare per i nostri ideali, ma sempre con la consapevolezza che la pace è il valore supremo da perseguire.